Buonasera a tutti, iniziamo con l'appello. Buonasera a tutti. Sarto Marco, Montisano Vera, Perissinotto Nicola, Zia Paolo, Canta Elisa, Di Vece Daniela, Trevisan Elisa, Bravin Rachele, Assente giustificata. Finotto Alberto Fabio, Guglielmini Pierino, Battistutta Diego, Tamarista, facevo la crasi, chiedo scusa, Tamassia Evaristo, Marchesan Rocco, Striuli Luciano, Assente giustificato. Buosa Arianna, Miollo Carlo, Basolino Antonio, assessori esterni, Antelmo Luca, Berardo Giampietro, Assente giustificato. Doretto Catiuscia e Munerotto Mattia. Scrutatori? Il capogruppo Marchesan, il consigliere Baso e la consigliera Di Vece. Benissimo. Partiamo col punto all'ordine del giorno relativo al finanziamento del PNRR relativo a Green Communities. Lascio la parola sul punto all'assessore Munerotto, il quale relazionerà anche su una proposta di emendamento della delibera. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Come diceva la Presidente, è pervenuta da parte del Comune di San Michele alcune richieste di integrazione rispetto alla proposta originale che è stata mandata a tutti i consiglieri, che comunque stamattina avete ricevuto in copia la versione emendata. Le modifiche sostanzialmente riguardano l'oggetto della delibera e due passaggi sulla convenzione dove sono stati aggiunti dove è stato aggiunto il numero delle delibere con cui il Comune di San Michele e il Comune di Caorle avevano istituito il servizio di traghetto da Caorle Bibbione e al punto 11 del rinvio in cui è stata aggiunta una frase relative al rinvio alle realizzazioni delle opere pubbliche, acquisizione dei beni e servizi di pubblica amministrazione, del Codice Civile e degli ordinamenti degli enti locali vigenti. Quindi va prima approvato l'emendamento e poi approvato... Passiamo al voto sull'emendamento. Voti favorevoli? Scusi, ma io non ho capito cosa stiamo emendando. No, stiamo emendando l'oggetto della delibera, che su richiesta del Comune di San Michele, e il punto, l'articolo 1 al punto circa a metà del paragrafo, in cui il progetto è funzionale a rendere maggiormente sostenibile dal punto di vista economico e ambientale un servizio già attivato in maniera sperimentale, e sono state aggiunte praticamente le deliberazioni di giunta comunale dove il Comune di San Michele e il Comune di Caorle avevano istituito il servizio di traghetto, quindi il numero 103 del 20 giugno 2022, il numero 166 del 17 giugno 2022 e gli atti deliberativi il numero 57 del 2021 e il numero 83 del 2021. Quindi, Io ho già il testo sì, modificato. dicevo che stamattina è stato inviato rispetto al testo originario, è stato emendato, quindi il testo che avete è quello emendato, però ho illustrato al Consiglio quali erano le modifiche dell'emendamento. Se non c'è altro passiamo ai voti. Voti favorevoli? Unanimità. Bene. Se volete possiamo passare all'illustrazione della delibera. E passo la parola all'assessore Munerotto. Grazie Presidente. La delibera riguarda un finanziamento, una domanda di finanziamento per il PNRR, la Green Communities. Andremo a approvare una convenzione ex articolo 30 del TUEL per poter partecipare a questo bando che scade il 16 agosto, per questo anche l'urgenza della convocazione del Consiglio. Sostanzialmente nella parte preliminare viene citato il riferimento all'avviso, al bando della Green Communities. Poi quello che andiamo a fare con il Comune di San Michele in questa convenzione è sostanzialmente
focalizzare l'oggetto dell'intervento e andare a regolare i rapporti fra i due enti, dove il Comune di Caorle sarà il capofila del progetto. Quindi domani con l'esecutività della delibera verrà spedita la domanda per partecipare a questo bando. Leggo il paragrafo, che quello è poi la parte sostanziale della delibera su cosa andiamo a partecipare a questo bando. Nel merito, le due menzionate amministrazioni comunali hanno identificato quale proposta progettuale da candidare negli interventi di lavori di ammodernamento dei puntili di imbarco e sbarco fluviali presenti presso la foce del canale di Cesolo, Comune di Caorle, Porte Baseliche, Comune San Michele di Tagliamento. Sostanzialmente sul traghetto che va da Bibbione a Caorle, che noi stiamo già facendo, c'è l'idea di migliorare questo tipo di servizio anche a livello infrastrutturale, quindi da una parte c'è l'ammodernamento dei puntili di imbarco e sbarco sia di Caorle che di Bibbione, rendendoli più aderenti alla normativa per quanto riguarda l'imbarco, ma anche più funzionali. Poi c'è un intervento per quanto riguarda lo scavo del bacino, sia a San Michele e anche una valutazione per Caorle, anche se c'è una progettualità da parte dell'ufficio tecnico del raddoppio del puntile esistente a Falconera, quello che in questo momento è in secca, che non si riesce a utilizzare. E poi c'è l'acquisto dell'imbarcazione con una funzione ibrida, quindi sia elettrico che a motore, e il coinvolgimento delle attività agricole per rispondere un po' alle esigenze del bando sulla filiera di Caorle fra Caorle e San Michele di Tagliamento, legate all'agriturismo. L'investimento totale è richiesta di finanziamento pari a 2 milioni. Con questa convenzione andiamo a approvare i reciproci rapporti fra i due enti e per la presentazione della domanda che ho illustrato poc'anzi. Se ci sono interventi? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto appena esposto siamo favorevoli. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Allora, il nostro gruppo esprimerà voto favorevole in quanto la valorizzazione dell'oasi di Valle Vecchia e il cicloturismo sono progettualità volute e portate avanti anche dalla precedente amministrazione. Quindi ben venga la prosecuzione di questa collaborazione col Comune di San Michele del Tagliamento e alla richiesta di contributo per finanziare il progetto di cui il Comune di Caorle è capofila. Grazie. Prego, capogruppo Miollo. Sì, grazie Presidente, anche noi esprimiamo voto favorevole. Passiamo ai voti. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Sì, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Sì. Grazie, non abbiamo altro fortunatamente da deliberare oggi. Grazie e buona serata a tutti.